Terza corsa, miglio per cavalli di 3 anni, in 10 al via, Guffetta TQ, Gian Gastone Cla, Gennaro Jet, John MTT, Gullit, Galileo AM in prima fila, Gigi Jet, Java dei Greppi, Germania, Gazzi Mil in seconda, favori per Gennaro Jet, numero 3, Manuel Pistone, macchina che accelera, veloce Galileo, dall'esterno cerca di sorprendere Gennaro Jet e Gullit che partono veloci. Insiste subito all'esterno Galileo, alla testa l'ha presa Gennaro Jet, vediamo ora in seconda posizione alla corda Gian Gastone, mentre i 200 se ne vanno in 14,9, insiste al largo Galileo, attacca con decisione Gennaro Numero che 4 John MBTT lascia squalificato. sfilare l'avversario gradualmente, 400 metri comunque in 29,5 notevoli, con Galileo M che sfila e guida dunque sulla seconda piegata, seguito da Gennaro Jet e Gian Gastone Cla. Indietro c'è Gullit, intanto i 600 completati in 46 da parte di Galileo, che ha preso subito 3 lunghezze di margine al passaggio davanti alle tribune, guida largamente nei confronti di Gennaro Jet, mentre all'esterno c'è Java dei Greppi che va direttamente in scia al leader, lasciando scoperto invece Gigi Jet che punta dritto su Galileo. Per costi esterne anche Guffetta TQ, che poi si accoda in terza posizione. Vediamo intanto il chilometro, 1:17,6. Gigi Jet si impegna a lato di Galileo AM, a contatto Java dei Greppi, un po' più indietro Guffetta TQ. Gigi Jet appariglia completamente Galileo a 400 dalla conclusione. I due alle prese con parziale in 14,7. Siamo all'attacco della curva finale con Gigi che insiste su Galileo, Galileo replica, contatto e sempre Java dei Greppi, poi Guffetta TQ, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. Galileo AM e Gigi Jet alle prese, insiste Gigi Jet all'esterno, si difende Galileo, testa a testa nel finale, sul palo è ancora Galileo che precede di misura Gigi Jet, mentre per il terzo sono vicini anche Guffetta TQ e Java dei Greppi. Da rivedere quindi tutti gli arrivi, 1:16,3, 32 a chiudere, la vittoria di misura comunque per Galileo AM che spende molto in partenza, poi Gigi Jet spende a sua volta nell'ultimo chilometro, ma rimane a una testa dall'avversario, mentre per il terzo è ancora il numero 8 Java dei Greppi che si salva da Guffetta TQ. Successo quindi per Galileo M, Riccardo Pezzatini in sediolo e al training e anche alla proprietà.